finalmente ritorniamo in piazza, in questo caso, letteralmente, con l'evento che rappresenta, diciamo, e mette in campo il grosso lavoro che ogni anno facciamo con la guida regionale, la guida Venezia, guida ai vini del Veneto. In questa occasione c'è la possibilità, calice alla mano, di andare, come dire, a confrontarsi con i tantissimi vini che sono stati recensiti e sono oggi consultabili su questa guida. Quindi un banco d'assaggio esteso a tutto il centro storico, occuperà tutti gli spazi più belli del comune di Treviso, con la possibilità di trasformare l'esperienza della degustazione anche in qualcosa che è intimamente legato alla cultura e alla bellezza della città. Oltre al vino, naturalmente, un sacco di eventi collaterali, anche degustazioni guidate, le visite nelle osterie, nei ristoranti che hanno aderito a questa iniziativa. Direi che Treviso fra l'altro si presta magnificamente a esperienze, diciamo, a 360 gradi, perché potremo confrontarci con questa città, con gli spazi più belli e accedere anche a spazi artistici guidati da accompagnatori turistici e naturalmente poter, come dire, immergersi nella ristorazione trevigiana grazie a una bellissima collaborazione con i ristoranti e le osterie del centro storico. Vorrei ringraziare Ice Veneto per il grande lavoro che fa sul territorio. Io dico che i nostri sommelier sono degli ambasciatori non soltanto del vino ma del territorio veneto, perché dietro al vino c'è un'identità, c'è una cultura, c'è un modo di coltivare la terra. Allora Ice Veneto vi attende in centro Treviso il 14 e il 15 di maggio.